Grazie, grazie Assessore, Vice Sindaco. Quindi noi con questa delibera, oltre viene chiesto di approvare non solo l'integrazione e l'aggregazione tra Veritas, ASI e Lisea, ma ci viene anche chiesto di dare il nostro consenso rispetto al mantenimento dell'attuale ruolo egemone del Comune di Venezia all'interno della compagine sociale di Veritas anche dopo questa aggregazione, attraverso questo meccanismo del conferimento di beni allo scopo che comporta un aumento di capitale sociale di Veritas a favore del socio Comune di Venezia. E allora, proprio questo a nostro avviso, allora abbiamo capito bene, proprio questo a nostro avviso è uno dei punti critici di questa operazione. Allora, perché se da un lato si può anche comprendere la necessità di procedere verso un'aggregazione delle società partecipate che si occupano di servizi pubblici, in questo caso di acqua, servizio idrico integrato, di servizio di igiene ambientale, rifiuti, perché questa è la tendenza dominante, questa è la direzione fortemente voluta dalle norme nazionali, e perché questo forse è l'unica strada che ci permette di poter vedere sopravvivere, mantenere in capo alle società partecipate del nostro territorio i servizi pubblici locali qualora la competizione si apra la competizione attraverso bandi europei, l'assegnazione e l'affidamento dei servizi in futuro. Quello che però non capiamo è perché contestualmente a questa aggregazione si debba anche noi, Comune di Caorle, accettare che il Comune di Venezia mantenga un ruolo egemone all'interno di Veritas, anche nella nuova configurazione che assumerà Veritas dopo l'aggregazione di queste due importanti società quali sono Alisea ed ASI. Quindi accettiamo che il Veneto orientale in pratica debba avere un ruolo da comprimare, un ruolo subalterno rispetto al Comune di Venezia, che mantiene il monopolio, il predominio, e mantiene poi all'interno dell'assemblea dei soci, mantiene evidentemente, è in grado di fare la parte delle ore. E questo non lo condividiamo onestamente, perché riteniamo che il Veneto orientale, con i suoi circa 200.000 abitanti, residenti, e soprattutto per il fatto di avere circa 20 milioni di presenze turistiche, abbia nei pesi e negli equilibri che si avranno nella società Veritas, che si occuperà di acqua e di rifiuti su scala provinciale, quindi su scala dei 44 comuni, a parte la sopravvivenza di ASBO, che penso sia una questione temporanea, anche ASBO sia destinata a fondersi, a aggregarsi a Veritas prima o poi. Comunque questo lo deciderà Veritas, lo deciderà il Comune di Venezia, perché sarà il Comune di Venezia il centro di potere decisionale cui dobbiamo in qualche maniera sottostare, e potremo solo alla fine prendere atto. Non capiamo politicamente anche, soprattutto, quale convenienza abbia il Comune di Caorle, come tutti gli altri comuni soci di ASI o di Alisea, nell'assecondare questa operazione che di fatto favorisce il Comune di Venezia, ma non credo favorisca altrettanto il nostro territorio, in particolare il Veneto orientale. E quindi chiediamo al Sindaco, alla Giunta, alla maggioranza di qual è la loro posizione e qual è la vostra posizione e qual è a vostro avviso, perché se ci proponete, se immaginiamo che intendiate approvare questa delibera e quindi siate favorevoli, ci diate una spiegazione del perché dovremmo anche noi essere favorevoli a questo tipo di impostazione.
risponde l'assessore Commisso. Sì, intanto ricordiamo che il Comune di Caule ha in ASI lo 0,00045% di capitale e che i 44 comuni, anzi, verità, scusa, sì, e che tutti i 44 comuni, anzi 45, perché siamo in Emiliano Veneto nell'ambito che fa parte della provincia di Treviso, e anche i 2 consigli di bacino hanno dato parere favorevole a questa unione di società. Non solo, ma Veritas è già, il comune di Veritas è già segretario praticamente nella maggioranza del capitale di Veritas. Quindi c'è stato un cambio nel statuto societario, vuol dire che va incontro a questa necessità di diminuire un po' lo strapotere del Comune di Venezia, che ha portato dai 2/3, la maggioranza, che può fare le delibere, al 75%, ai 3/4. Quindi attualmente il Comune di Venezia, per poter approvare in Veritas, ha bisogno di diversi comuni che la sostengano, non solo i comuni del Veneto orientale che hanno quote di 500 euro sul capitale di 111 milioni, dato per capirci di cosa stiamo parlando, non solo dei comuni, anzi assolutamente no, ma dei comuni più grossi, tipo Chioggia o tipo Mira o Milano, che sono molto più, ma arrivano al 2 o 3% del capitale sostanzialmente. E quindi l'operazione praticamente segue a tutte quelle che sono le direttive legislative di accorpamento in un unico gestore, in un unico ambito, che raccoglie sostanzialmente tutti i comuni della provincia. Il ragionamento ha costituito 9 ambiti territoriali ottimali in tutta la sua regione, e questi 9 ambiti corrispondono grosso modo ai territori delle 7 province, divisi nella maniera più opportuna, favorisce la creazione di un unico gestore, e nel nostro ambito particolare l'unico gestore che ha il capitale più grande e che quindi va ad accorpare i 2 più piccoli, che sono ASI per quanto riguarda l'acqua, l'ISEA per quanto riguarda i rifiuti, e ASO, che con un'operazione di qualche anno fa è già stata, come dire, ceduta di fatto a Veritas, e la maggioranza capitale di ASO è già di Veritas, continuerà comunque ASO per diversi anni, credo, ad occuparsi. Sono togliere che comunque il controllo analogo che tutti i soci faranno continuamente sulle società permetterà il controllo vero e proprio. Dopo ci sono dei rapporti di forza che ovviamente quando noi abbiamo a che fare con la dominante si sa che della mani da scale, si dice, no? Quindi l'operazione è praticamente obbligata, ma rispetto a una logica che non è quella del potere assoluto di Venezia, rispetto a una logica di accorpamento di società che sicuramente accorpate possono garantire un efficientamento, un'efficienza, un'economia di scala maggiore. Ci sono altri interventi? Capogruppo Fabra. Allora, sì, è vero, assessore e vice sindaco, che attualmente Caule ha un peso molto ridotto all'interno di Veritas, 0,00045%. Però è anche vero che in ASI Caule detiene il 16,25% delle azioni, e quindi attraverso la fusione di ASI in Veritas il peso di Caule nel nostro comune cresce. Certo non cresce appunto da detenere chissà quali percentuali, però evidentemente se il comune di Venezia affronta contestualmente a questa operazione di aggregazione e fusione, in vista di una fusione, ha la necessità di aumentare attraverso il conferimento di beni in natura e questi terreni, di aumentare il proprio capitale all'interno di Veritas, e l'ha detto lei, allo scopo di mantenere la maggioranza assoluta delle azioni, è evidente che se da un lato questa operazione di fusione serve a migliorare l'efficienza, a avere migliori economie di scala, eccetera, dall'altro, e questo è comprensibile, non necessariamente condivisibile, ma è comprensibile,
non è comprensibile e non è ancora meno condivisibile, perché noi Carle, dovremmo assecondare questa operazione del Comune di Venezia, che alla fine è una semplice operazione di risico societario, per cui Venezia vuole rimanere una posizione predominante. Sono due cose ben distinte. Avremmo potuto procedere alla fusione senza per forza accettare che Venezia mantenga il suo ruolo di socio con maggioranza assoluta. Dove sta scritto che Venezia deve avere la maggioranza assoluta? Se il criterio è quello di ogni comune ha un peso in funzione del numero di abitanti, in funzione delle presenze turistiche, in funzione dei consumi o dei rifiuti prodotti, questo ha un senso. Che Venezia debba per forza essere il socio dominante non sta scritto da nessuna parte, questa è una scelta politica, non è scritto nelle norme emanate dal Parlamento, dal Governo, che il comune capoluogo di provincia deve essere per forza il socio di maggioranza assoluta. Quindi sono due operazioni diverse, distinte, su una si può anche comprendere, sull'altra onestamente trovo strano, trovo incomprensibile che i comuni, in questo caso soci di Alisea e di Asi, quindi Caoli in quanto socio Asi, debbano assecondare e accettare questo ruolo dominante di Venezia. Perché? Questa è la domanda, che ancora attendo una risposta. Risponde l'assessore Commisso. La risposta è questa: si metta lei nei panni del Comune di Venezia e ha una società di cui è proprietario con una grande percentuale ed è per legge costretto ad accorpare altre società che, accorpandole così come dice lei, terrebbero il Comune di Venezia in minoranza assoluta. È una pretesa obbligata, perché il legislatore obbliga ad accorpare le società, e il Comune di Venezia evidentemente ha posto il suo peso pretendendo di comunque mantenere la maggioranza assoluta della società, e mi pare che lo faremmo anche noi se fossimo a questo lavoro, credo. Grazie. Altri interventi? No. Procediamo alla votazione. Sì, dichiarazione di voto, prego. Per dichiarazione di voto, noi a fronte anche delle risposte poco convincenti che abbiamo ricevuto, esprimeremo un voto di astensione. È evidente che da questo provvedimento, insomma, è un provvedimento che si inserisce in una serie di provvedimenti che precedono e che seguiranno probabilmente in futuro, emerge la debolezza, la sudditanza del nostro territorio rispetto è vero che qualsiasi comune tenderebbe a difendersi, però è anche vero che, altrettanto vero per noi, comunque noi conferiamo una società ASI che è nata diversi decenni fa, che è frutto di un lavoro consortile di tanti comuni che si sono messi insieme, hanno nel tempo acquisito forza, esperienza, hanno saputo amministrare con lungimiranza, con sapienza le risorse magari scarse economiche che c'erano all'inizio, e adesso consegniamo a tutto il territorio un patrimonio che viene adesso condiviso insieme in una grande società. Quindi voglio dire, non dobbiamo andare col cappello in mano a stare sempre così sottomessi, possiamo entrare a testa alta anche rivendicando il ruolo che ci spetta, e ripeto, il ruolo che ci spetta perché ASI è una società che funziona bene e ha dimostrato di saper gestire bene i servizi che ha gestito in questi anni nel territorio, e in secondo luogo perché il peso in termini di residenti, in termini di presenze turistiche del nostro territorio è un peso importante, quindi deve avere anche gli equilibri interni della vita si devono rispecchiare questi pesi, e noi pensiamo che ci sia invece una sperequazione.
Per questo motivo esprimeremo voto di astensione. E poi, per finire, una precisazione: non è vero che tutti i comuni i 45 comuni hanno espresso un voto favorevole su questa operazione, perché mi risulta che il comune di Mira non abbia ancora votato nel caso del numero legale e c'è qualche problemino, non hanno approvato questa delibera. Il comune di Mira è un comune, come diceva lei, che ha un certo peso in Veritas in Italia. Assessore Commisso. Allora, ero in assemblea l'altro ieri in Veritas e hanno votato tutti favorevoli, tranne il comune di Vigo Nuovo che si è astenuto, dei presenti. No, so che il comune di Mira ha fatto dei problemi, ma effettivamente i valori che il comune di Venezia sostengono su materiale non hanno il valore, ma è tutta una cosa da vedere tra peritti. Una cosa che non ho detto perché non ho letto e non è scritta nella delibera, c'è anche un cambiamento per quanto riguarda il controllo che si va a fare. Il consiglio di amministrazione passa da 5 a 9 elementi di Veritas e sono 4 nominati dal Comune di Venezia e 5 dagli altri ambiti. Quindi in questo senso il Comune di Venezia non ha più una maggioranza, ce n'è uno del Comune di Chioggia, 2 della zona nostra, diciamo così, Veneto orientale, e 2 della zona del Milanese. Quindi è stata fatta l'operazione doppia di aumento della percentuale in consiglio di approvazione delle delibere, passata dai 2/3, quindi dal 66% ai 3/4 che è il 75%, l'aumento del numero dei componenti del consiglio di amministrazione da 5 attuali ai 9, e con, diciamo così, non la maggioranza degli esponenti del Comune di Venezia, ma 4 elementi su 9. Questa è un'altra modifica importante che prima non ho letto. Lascio la parola al Sindaco. Grazie Presidente. Io vorrei integrare spiegando quali sono le ragioni per le quali la maggioranza ha proposto in approvazione questa delibera. Noi siamo chiamati oggi a garantire un futuro che sia segnato tra 30 anni di essere competitivi nel territorio con quelle che saranno le multinazionali che verranno avanti, multinazionali di qualsiasi paese del mondo, e che tenteranno di venire a vendere i nostri servizi integrati, che siano sui rifiuti o idrici. Queste sono gare che sono sopra soglia per quanto riguarda l'affidamento dei servizi, mentre nei lavori pubblici parliamo di una sopra soglia comunitaria di 5 milioni di euro, qui parliamo di una sopra soglia comunitaria di servizi di 100.000 euro. Figuriamoci l'affidamento dei servizi solo di ASL, quasi sotto i 7 milioni di euro solo per il comune di Cavolo. Per cui credo che per essere competitivi non dovremmo avere la piccola ASI, la piccola Lisnea e la piccola Veritas. Tutti si dovranno accorpare, questo è il principale motivo, ma è anche un motivo che parte da quella che è la legislazione nazionale, che ha imposto questo piano di razionalizzazione per poter portare molto probabilmente sotto la razza legge sia lo stesso risultato, quello di poter conservare in Italia la gestione dei servizi italiani. E oggi il Comune di Venezia, già la maggioranza di Veritas, non è che con questa operazione di fusione di aumento di capitale acquista la maggioranza di Veritas, ce l'ha già più del 50%. Con l'aumento di capitale mediante il conferimento di questi due terreni la va solamente praticamente a mantenere. Quanto all'approvazione da parte dei comuni della provincia Primogliano, sì, il Comune di Mira è mancato il numero legale, ma al di là di quello che farà il Comune di Mira o l'estensione del Comune di Vigo Nuovo, in realtà questa è una delibera che passa ovunque, anche se ci siano 3-4 comuni che voteranno contro. Questo testo poi non è un testo sul quale possiamo discutere per il contenuto, è un testo praticamente blindato. O si approva o non si approva, e noi per queste ragioni abbiamo deciso di approvarlo. Procediamo alla votazione. Voti favorevoli 11, contrari 0, astenuti 5. Il Consiglio approva. Mettiamo i voti di immediata eseguibilità dell'atto. Voti favorevoli 11, contrari 0, astenuti 5. Il Consiglio approva l'immediata eseguibilità. Sesto punto all'ordine del giorno.
Mozione per ristabilire il servizio medico invernale presso il punto di primo intervento di Caorle. Lascio la parola ai capigruppo consigliari proponenti. Grazie Presidente. Io darei lettura della proposta di mozione che porta il titolo appunto per ristabilire il servizio medico invernale presso il punto di primo intervento di Caorle. Abbiamo appreso dalla stampa locale, dalle dichiarazioni del sindaco, l'attuale sede del punto di primo intervento nella nostra città da metà gennaio 2017 ridurrà drasticamente i servizi sanitari, se non per garantire la sola presenza di un autista di un'ambulanza dell'infermiere. Considerato che Caorle contribuisce in maniera importante al bilancio dell'ASL 4 in virtù del numero di turisti presenti durante la stagione turistica, ma non solo, constatato che Caorle vive tutto l'anno e che l'invecchiamento della popolazione risulta essere un trend in costante aumento e che lo stesso evidenzia problemi sociosanitari nuovi su cui è doveroso costruire nuovi servizi locali e non ridurli, rilevato inoltre le difficoltà della popolazione anziana, ma più in generale la popolazione con alcune fragilità dovute a redditi bassi o da assenza di rete familiare, ha bisogno di maggiori e fondamentali servizi vicini all'utente, tenuto conto che il territorio di Caorle, capoluogo, rappresenta la zona più lontana dai 3 presidi ospedalieri dell'ASL 4, Jesolo, San Domenico e Portogallo, rispetto al resto del territorio dell'ASL stessa, considerato che il Comune di Caorle ha stipulato un accordo con la Regione e ASL per la realizzazione di un punto di primo intervento nel quale oggi trovano spazio i servizi sospesi. Ritenuto che questo sia un diritto fondamentale di ogni società che si reputi avanzata, preso che il tema del bilancio aziendale risulta essere il metro di misura della nostra salute, saputo inoltre che la spesa per garantire codesto servizio fondamentale si aggirerebbe attorno ai 60.000 euro, come dichiarato dal Sindaco durante il Consiglio Comunale del 26 gennaio 2017, saputo ancora che l'amministrazione comunale sostiene e sosterrà in un prossimo futuro una serie di spese che, seppur giustificate nella loro utilità, al cospetto di queste risultano decisamente secondarie, considerato che riteniamo di avere il sacrosanto diritto in caso di emergenza di essere anzitutto curati in loco, e anche solo qualche minuto può essere decisivo per salvare una vita. Verificato infine che i medici di base non hanno la qualifica né la competenza per affrontare le emergenze per cui va esclusa la confusione con la medicina di gruppo e il punto di primo intervento, tutto ciò premesso, riteniamo che la sede del punto di primo intervento, primo avamposto dell'ASL, dove presiede la salute e le emergenze dei nostri cittadini, non possa essere privata della figura del medico qualificato con un adeguato curriculum vitae per la medicina d'urgenza, con competenze in rianimazione. Per tutte le motivazioni espresse in premessa, il Consiglio Comunale di Caorle impegna il Sindaco e la Giunta a riaffermare urgentemente in tutte le sedi competenti, dall'ASL alla Regione alla conferenza dei sindaci per la sanità, eccetera, il diritto di avere durante la stagione invernale un medico nel punto di primo intervento di Caorle, chiedendo alle autorità sovracomunali di finanziare il costo della medicina di urgenza, oggi tolta non solo per il invernale. Contestualmente, per motivi di urgenza, a istituire un capitolo di spesa all'interno del bilancio di previsione appena approvato, a cui attingere le risorse necessarie per finanziare il servizio medico invernale presso il punto di primo intervento di Caorle. Il gruppo consigliari Carlo Biondo e Marco Faro. Per aggiungere, se ne ha consentito, Presidente, che l'intenzione, il senso di questa mozione, che raccoglie un po' quello che è un malessere che si è diffuso tra i cittadini ultimamente, il senso di questa mozione non vuole portare in quest'Aula temi divisivi, dovrebbe essere invece un testo sul quale si possa raccogliere l'attenzione e l'interesse e anche, come dire, un voto unanime di tutto il Consiglio Comunale. Cioè riteniamo che questi temi non possano essere temi che devono vedere, insomma, in qualche modo divisi, non ci devono vedere in qualche modo, in nessun modo divisi, perché sono temi che appunto riguardano la salute. E questo lo dico davvero in premessa perché mi piacerebbe segnalare che insomma c'è la disponibilità totale per aggiustarla, rivederla
cercare di trovare dei punti di convergenza dove si possano trovare, sapendo che il tema è un tema importante, sapendo che ci sono problemi di risorse, sapendo che ci sono problemi di competenze, certo, sapendo che il Comune di Cavro probabilmente ha subito delle scelte più che non contribuito a queste scelte, però è proprio il caso in questo Consiglio Comunale, insomma, di cercare di trovare un punto di unità per capire se si riesce a trovare una strada per mantenere entrambe le cose e per sostenere entrambe le cose. Da un lato ci sembra sensato, intelligente e come dire, un progetto meritevole quello di sostenere la medicina di gruppo, perché comunque è sicuramente un valore aggiunto, sicuramente positivo. Dall'altro però insomma, riteniamo di avere i numeri, e poi anche per quello che ho letto in mozione, cioè anche il fatto stesso della distanza, per poter sentirsi in maniera migliore tutelati da una figura che sia un medico che abbia le competenze appunto per poter intervenire davvero nel primo soccorso. Io credo che questo apra un dibattito, ma che non vorrei venisse banalizzato, dato per scontato insomma, nei suoi contenuti. In proposta ce ne potrebbero essere diverse, se i problemi vertono su motivi di bilancio, anche qui magari di trovare un punto di intermediazione, se è possibile, attraverso la figura del sindaco, con l'ART per capire una suddivisione delle spese. Perché sostenere e dire, così come accade in un'ottica di un'azienda che si basa le proprie prospettive future sui bilanci e quindi sui numeri, che i numeri non giustificano la presenza del medico di primo soccorso perché sono davvero pochi quelli che sono degli interventi nell'arco dell'inverno, è un motivo che ci sembra un po' debole, perché anche fosse solo uno di intervento ci sembra che sia sufficiente per attivarci tutti e trovare appunto una soluzione e mantenere questa figura Grazie. Ci sono altri interventi? Capogruppo Favaro, prego. Sì, aggiungo brevemente, perché il capogruppo Miolo ha, secondo me, riassunto bene il significato di questa iniziativa, il significato di questa mozione, anche lo spirito con cui l'abbiamo proposta. Ribadisco che anche noi auspichiamo fortemente che si possa trovare una convergenza e quindi un voto unanime su questa mozione, eventualmente anche modificata in base agli emendamenti che la maggioranza vorrà proporre, perché magari non tutte le parti possono non essere condivise. La nostra è una proposta di mozione. Resta il fatto che riteniamo importante che questo Consiglio Comunale si esprima su un tema così importante, appunto, qual è la salute e la sicurezza sanitaria dei nostri cittadini. Caule è un comune, in particolare il capoluogo di Caule, e soffre, sappiamo, dal punto di vista geografico, di un isolamento che pochi altri territori della nostra regione hanno. Questo isolamento significa che siamo lontani dagli ospedali, i tempi per raggiungere questi ospedali, quindi di pronto soccorso più vicini, sono tempi lunghi, e certamente se in questi anni c'è stato un punto di primo intervento con medico invernale a Caule, certamente questo servizio ha dato tranquillità, ha dato un senso di serenità alla popolazione, e quelli che possono sembrare pochi accessi, perché 25 la media, la statistica che è stata fornita dall'ULS di 25 accessi al mese nei mesi invernali, possono sembrare pochi, però a nostro avviso sono comunque importanti, ripeto, in particolare per il senso di sicurezza che offre
in caso di necessità, la presenza di un punto di primo intervento con un medico durante l'inverno in Caule. Crediamo anche che i medici della medicina di gruppo non possano farsi carico, non siano in grado e non abbiano neanche come dire, la predisposizione per farsi carico dei codici bianchi, perché la medicina di gruppo nasce con altre finalità. La medicina di gruppo è promossa e si va diffondendo, è fortemente incentivata dalla Regione Veneto, ed è anche questa una buona cosa perché offre dei servizi aggiuntivi ai cittadini, però non può essere utilizzata, nel caso nostro di Caule, per sostituire un altro servizio importante, qual è appunto il punto di primo intervento. Grazie. Altri interventi? Lascio la parola al Sindaco. Allora, va innanzitutto premesso che spetta alla Regione e non ai comuni e non al Sindaco, nel rispetto delle leggi nazionali, le competenze relative alle funzioni legislative e amministrative in materia di assistenza sanitaria ospedaliera, che per quanto concerne il caso di specie comprendono anche l'organizzazione dei servizi e delle attività sanitarie su tutto il territorio regionale. Le predette funzioni vengono esercitate per il tramite di aziende, ULS, che da un lato hanno personalità giuridica pubblica e dall'altro operano in autonomia imprenditoriale. Esse assicurano i LEA, ossia i livelli essenziali di assistenza, e hanno l'obbligo di rispettare i vincoli di bilancio. Dal punto di vista sanitario, quindi, il Sindaco ha competenze limitate in quanto è ex legge autorità sanitaria locale, ma in tale veste, ai sensi dell'articolo 32 della 833 del 78 e dell'articolo 117 del decreto legislativo 112 del 98, può solo emanare ordinanze contingibili ed urgenti con efficacia estesa al territorio comunale in caso di emergenze sanitarie di igiene pubblica. Non può certamente ingerirsi nella programmazione sanitaria che è propria della Regione. A fronte della riorganizzazione sanitaria voluta dalla Regione, il Sindaco ha comunque chiesto alla Regione e all'azienda sanitaria, ancora qualche anno fa, la realizzazione in Caule della medicina di gruppo integrata. A seguito di tale richiesta si sono tenuti nel corso di questi anni vari incontri, talvolta presso il municipio di Caule, talvolta presso l'azienda sanitaria, con la direzione generale della ULS, con i vari dirigenti della ULS del Comune e della Regione, con i medici di medicina generale a servizio nel territorio del Comune di Caule. All'esito di tali incontri, nei primi mesi dell'anno 2015 sono state raccolte le adesioni scritte da parte dei medici di base al progetto di medicina di gruppo, progetto che poi si è fermato, ma non si è fermata la riorganizzazione sanitaria regionale in conseguenza del commissariamento del Comune e in assenza di una volontà politica che lo potesse portare avanti. Con l'insediamento della nuova amministrazione, lo scorso giugno 2016, il Sindaco, in previsione proprio della messa a regime della riorganizzazione sanitaria della Regione, anche per il territorio del Comune di Caule, ha manifestato nuovamente alla Regione e all'azienda sanitaria la necessità di provvedere entro breve termine alla realizzazione della medicina di gruppo, al fine di potenziare il servizio che prima era reso da un solo medico, con quello reso da più medici, strutturati in una forma associativa, potenziamento che comporterà anche l'aggiunta di ulteriori servizi rispetto a quelli attuali. A seguito di tale richiesta si è tenuto un primo incontro in municipio Caule in data 11 luglio 2016 tra il Sindaco e il Direttore Generale, dottor Carlo Bramezza, il Direttore del Distretto Sociosanitario Unico, dottor Pierpaolo Pianozza, e il Direttore dei Servizi Sociali della Funzione Territoriale, dottor Mauro Filippi. A seguito di tale incontro è stata accertata la volontà della Regione e dell'azienda sanitaria di confermare in Caule la realizzazione della medicina di gruppo e così l'iter è ripartito. Si è quindi tenuto un secondo incontro, sempre presso il municipio di Caule, in data 10 gennaio 2017, tra il Sindaco, il Direttore Generale Bramezza, il Direttore del Distretto Sociosanitario Unico, dottor Paolo Pianozza, il Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale Mauro Filippi
e il direttore delle cure primarie, dottor Sergio Stefanon, nonché 7 medici di medicina generale operanti in Caorle. Incontro finalizzato ad acquisire nuovamente il loro consenso. Acquisito, ne è conseguito il sopralluogo presso la struttura e l'avvio dei lavori necessari per la realizzazione degli spazi funzionali per la medicina di gruppo. Ritengo utile anche riportare all'attenzione del Consiglio Comunale la sintesi della conferenza stampa tenuta dall'azienda sanitaria presso il locale punto di primo intervento lo scorso 6 febbraio 2017, all'esito della quale è stato spiegato alla stampa, al fine di chiarire la disinformazione creata in questi giorni, che la programmazione sanitaria regionale in materia di medicina di base ha come obiettivo di realizzare in tutto il territorio della regione, nell'arco di qualche anno, la medicina di gruppo integrata, passando gradatamente per la realizzazione della medicina di gruppo semplice ed altre forme associative previste dalla legge. Il Comune di Caorle avrà la sua riorganizzazione dei servizi sociosanitari attraverso la realizzazione a breve della medicina di gruppo semplice e più avanti della medicina di gruppo integrata, attraverso la forma associativa dei medici di medicina generale, con la finalità di realizzare una cittadella della sanità, anche concentrando in un unico sito, il PPI, tutta una serie di servizi che ora sono diversamente localizzati, nonché una serie di servizi implementativi che oggi non ci sono nel nostro Comune. Sono già in corso i lavori per la realizzazione degli spazi funzionali presso il punto di primo intervento e si prevede l'attivazione della medicina di gruppo al più tardi entro la fine del mese di marzo, dopo il completamento dei lavori e la sottoscrizione della convenzione con i medici. Rimane a Caorle, come già in precedenza, in orario notturno, nonché il sabato e la domenica, il medico di continuità assistenziale